conto alla rovescia che è arrivato ormai a 0 e allora si va in partenza con questa seconda corsa dal Savio, premio Virtù di Zuppa Criterium Romagnolo, prova per soggetti di 2 anni non vincitori di 7.000 euro nella carriera, distanza dei 2.060 metri da percorrere. Con il numero 1 Don't Say Gar, Andrea Bigliardi, 2 Dillo Ciacchi SM, Gabriele Ballotta, 3 Dotera S, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 4 Dulcinea di Casei, Andrea Vitagliano, 5 Divina Trio Marco Stefani, 6 Detto Fatto Laumar, Carmine Piscoglio. Una sola fila completa dietro le ali dell'autostarter che entra sulla dritta opposta alle tribune. Si prepara a dare il via a questa seconda corsa. Parte piano Don't Say Gar. È veloce Dotera S che cerca di rientrare a Dulcinea di Casei che insiste, passa già al paletto dei 2000 metri. È in vantaggio Dulcinea di Casei nei confronti di Dotera S, in terza posizione Divina Trio a precedere Detto Fatto Laumar, quindi Don't Say Gar ha perso preziose battute in avvio Dillo Ciacchi SM. Primi 200 in 16. Molto tranquilli dopo l'apertura iniziale, ha preso in mano drasticamente Andrea Vitagliano che davanti alle tribune a passo di caccia procede verso il completamento del primo quarto. Si muove così Don't Say Gar, Andrea Bigliardi che non perde tempo e va al largo. 33,5 i soporiferi 400 metri iniziali, cerca di ridurre la distanza Andrea Vitagliano. Andrea Bigliardi allora all'esterno con la figlia di Varen cerca di farsi avanti a spesa limitata. Seconda la corda è sempre Dotera S che è la favorita della prova a precedere Divina Trio. In pariglia esterna c'è Detto Fatto Laumar, alla retroguardia Dillo Ciacchi SM che ha sfruttato il 51 dei primi 600 metri di corsa per ricongiungersi. Il primo giro viene passato da Dulcinea di Casei in 1,6,4 da 1,23 al chilometro, praticamente la misura minima per poter superare la prova di qualifica. Obbligatorio quindi ora accelerare quando andiamo verso il chilometro, che Dulcinea di Casei e Don't Say Gar passano apparigliati in 1,22,6 davanti alle tribune. Dulcinea in vantaggio, via i tappi per ribattere a Don't Say Gar che ora inizia a farsi minacciosa al largo. In pariglia Detto Fatto Laumar. La favorita è sempre lì, blindata lungo la corda, Dotera S a precedere Divina Trio e Dillo Ciacchi SM. Si sveltisce ora il ritmo con una frazione in 31,2 e soprattutto un 15 davanti alle tribune. Accelera Dulcinea di Casei per mettere in difficoltà Don't Say Gar all'esterno. Dotera S è sempre lì lungo la corda, ha perso una mezza sullo scatto ma ora ritorna. Ancora Divina Trio che guadagna di dentro e Detto Fatto Laumar che deve andare in mezzo alla pista per aggirare Don't Say Gar che è stanca a 400 dalla conclusione. Il miglio passato dalla leader in 2,7,1. Dotera S sposta alla nei confronti di Dulcinea di Casei che a 350 alla conclusione, ancora in vantaggio ma sembra in leggera difficoltà. Divina Trio che aspetta l'open stretch, poi Detto Fatto Laumar, la piegata conclusiva passata in 15,5, sbaglia Dulcinea di Casei che lascia Dotera S in vantaggio, non sa dove andare Divina Trio perché ha la scariarrante Dulcinea davanti e allora Dotera S che nel finale viene a vincere nei confronti di Detto Fatto Laumar per lo stesso risultato dell'ultima prova di Montecatini al terzo Divina Trio. 39 la chiusa, 1,19 il ragguaglio cronometrico sui 2000 metri. Il successo per Dotera S, Father Patrick e Highland Image, la genealogia regale della portacolori del Écurie Carsco per Tiberio Cecere che allena e Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata che come al solito porta con dovizia di particolari al successo questa femmina davvero molto interessante. Al secondo Detto Fatto Laumar, al terzo Divina Trio. Questa è la trio che recita la seconda corsa dal Savio di Cesena.